Questa scena è frate nostra. Nostra. Questa scema vuole mota. Gli arriva subito la botta. Sta arrivando la via ora. Ok. Il tuo pezzo spacca un pochino. Ehi. Tu te la tiri poverino. Poverino. Che l'animale a tua pussy preferisce il gordo latino. Sono una bomba, un esplosivo. Infatti bevo in un sorso aperitivo. Da quando faccio sta merda, ammazzare i rapper è diventato il mio sport preferito. Salut zusammen, hier ist der Lionel, diesmal mal aus Turin, weil meine Freundin studiert ja das Semester hier in Turin und dann besuche ich sie mal und ich habe gedacht, wenn ich schon Zeit habe dafür, dann kann ich auch mal die Italienerinnen und die Italiener fragen, was sie eigentlich so von uns Schweizer halten. Viel Spaß dabei. Cos'è che stiamo facendo qua? Facciamo un video per YouTube, io vengo della Svizzera, vorremmo sapere... Banda al barriere nel posto 1054. Ho preparato... Porca puttana. Ho preparato Aspetta, qualche domanda per voi. Vai. Ok. Se vi dico la parola Svizzera, che cosa vi viene in mente? Cioccolato, nuovi, cioccolato Mi luzzica. Orologi, cioccolato. Il freddo. Veramente? Ok. Lugano. Perché Lugano? Non lo so perché ci vanno tutti lì. Buoni produttori di orologi. Mi viene in mente The Wolf of Wall Street. No. Quindi Questo è un stereotipo. lo so, però mi viene in mente. Cosa ne pensi se io dicessi la parola Italia a un svizzero? Che cosa gli verrebbe in mente? Pizza. Roma. Milano. E Torino? Torino già di meno. Mafia, Berlusconi, pizza, pasta. La mafia, gli spaghetti. Pizza, mafia. Disastro politico, sì. Pizza, pasta, Sì, spaghetti. arte. Una domanda, specialmente per te, questa è una sigaretta normale o c'è qualcosa dentro che... Cannabis baby. Is a joint. Anche in Italia si lo fuma. Sì. Smoke weed for life. Ma noi siamo la bamba, la mafia. Smoke weed for life. E in Svizzera adesso abbiamo un grande problema. C'è qualche gente a cui piace mangiare la pizza con ananas o gli spaghetti con ketchup. Quale sarebbe il vostro messaggio per questo tipo di gente? Che sono dei traditori che qua in Italia non vedrebbero mai una cosa del genere. Smettetela, perché ogni volta che lo fate uccidete un italiano. Non fa nemmeno bene perché il ketchup non è fatto con pomodori veri. Pizza è con sugo, farina, impasto, altri tanti ingredienti. Ananas è dolce. No buono, no. Dunque se voi qui a Torino vedeste qualcuno mangiare la pizza con ananas, che cosa sarebbe la vostra reazione? Verrebbe cacciato via dal locale. Sapete qual è la capitale federale della Svizzera? Aspetta, sì. Con la B. Aspetta, la so. Un attimo. Basilea. No. Sfortunatamente no. Lugano. Berna. Sei il primo che lo sa, oh wow. Qual è la capitale federale della Svizzera? No. Conosci una singola città della Svizzera? No. Nessuna? No. Un luogo? Una montagna? No. Un tipo di cibo forse? Ok, non conosci niente. No, vieni. Che cosa noi svizzeri potremo imparare da voi italiani? Non molto, semplicemente imparate a cucinare. Simpatia. Dunque non siamo simpatici? No, magari un po' apatici. Secondo me un po' più di allegria ci vuole. E che cosa voi italiani potete imparare da noi svizzeri? Sicuramente a essere un po' più civili. Ho preparato qualche frase in svizzero tedesco. Leggete. Ich a in minier Kuhi I Klises Kruzitfly. He ha in miner Kluschen Klisis Schuchchuchuzuli. Huchi Rastle. Huchi Rasli. E Chilises. Huchi. Che parola è? Huchi Rastle. Huchi Hashli. When I nume Hus Ugu is Wari. Veuni nume vust vos vogulisi vesi. Weun I no nume vust vos vegulisi wai Vegalisi, vogliosi, Chint, USA, Australia, Adubote. Gas. Vini, Gottfried, Stütz,
E-Kiosk oder Bini über eine Bank. Bini, Gop, Frez, Stutz, Kiosk oder Bini, Obe, ne Bank. Bini, Gosprez, Stutz, a Kiosk, Bini, Obbe, ne Buk, ne Bauk. Bini, Gopsvlet, Stutz, Kiosk, Obser, Simile, Obse, ne Bauk. Qual è il tuo messaggio per i miei spettatori svizzeri? Dateci il cioccolato, noi vogliamo il cioccolato svizzero gratis. No, gratis perché ce lo meritiamo, no? Noi vi doniamo il nostro cibo buono, vi doniamo le nostre ricette, allora voi ci donate il cioccolato e le nostre risorse. Per quanto poco l'ho visitato, è un paese molto ordinato e senza rifiuti. Se volete mangiare la pizza con l'ananas, soc, però se venite a Napoli è meglio. Venite in Italia e conosceteci meglio. Ok ragazzi, questo è un messaggio importantissimo verso la Svizzera. Continuate così che le vostre tippe sono una bomba. Mua. Imparate a cucinare. Das ist gesehen mit dem Video aus Turin. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht auch ein Abo hier oder irgendwie auf Instagram. Wo soll ich als nächstes eigentlich ahnen? Schreibt doch das mal in den Kommentar. Es kann ja auch wieder mal Frankreich, es kann mal wieder Deutschland sein. Es nimmt mich sehr wunder. Ich lese auch die ganzen Kommentare und sonst bis einfach am nächsten Montag wieder am 6. Tschüss!